Ecco, occhi ben aperti, e mentre passeggiamo, se vediamo una cosa che abbia un colore, perché quello che ci interessa è catturare colori. Se vediamo delle cose interessanti, le raccogliamo. Già che ci siamo, andiamo a salutare due amici. La capra sta facendo la Le volpi, caprioli, cervi, cinghiali e poi tutti gli animali di un ambiente pedemontano, insomma, tipici ci sono molti cinghiali, nella stagione del pascolo scendono molti cervi, i caprioli naturalmente, e tutti i piccoli animali che sono tipici di questa zona. Dopo aver fatto l'orecchio un po' al silenzio, esserci abituati ai suoni, io vi dirò quando chiudere gli occhi. Dopo un po', quando vi dico io, li riaprite e proviamo a fare un esperimento. Noi trasformiamo i suoni che sentiamo in segni. In un angolino del foglio scriviamo, quando vi porterete a casa, riprendiamo la nostra borsina e mettiamo un'altra cosa. Allora prendo un pezzettino con le mani pulitissime, prendo un pezzettino di frutta, lo infilo con delicatezza senza fare sgringron. Mi è piaciuto fare disegni di come sentivamo il vento e dei suoni. Mi è piaciuto osservare i colori e costruire un po' di tutto. Mi è piaciuto tanto quando siamo andati a raccogliere le cose per metterle dopo nel nostro album. Poi mi è anche piaciuto quando abbiamo dovuto fare quella cosa dei suoni. E poi adesso che si mangia mi piace anche tanto anche questo.
I nostri ospiti hanno mangiato un antipasto a base di affettati di nostra produzione, in particolare oggi abbiamo fatto degustare la lonza di maiale affumicata fatta con la carne dei nostri maiali. Come primo l'orzotto con il radicchio rosso e la pittina di cinghiale, anche quella prodotta da noi con la cacciagione che ci viene fornita dai nostri cacciatori locali. Per il resto poi c'erano i dolci prodotti con marmellate con le nostre prugne e la ricotta di Pradis, che è il paese qui vicino. Come mai nasce il castello di Solimbergo? Ma probabilmente era un controllo sul guado, questo era un punto strategico. Teniamo presente che qui oggi noi siamo abituati a vedere campi aperti, ma per la volta era boschi, paludi, tante paludi. E questa famiglia tedesca come mai è arrivata? Di questo non si sa. Probabilmente erano nobili che hanno combattuto, hanno servito l'imperatore e sono stati infeudati, cioè per premio gli è stato dato, come Spilimbergo, Sofumbergo, tutti i nomi tedeschi, gli è stato dato il feudo ed erano l'unica autorità. Immaginiamoci, qui siamo, per quella volta eravamo quasi in un deserto, l'autorità costituita era chissà quanti giorni di cammino. E come mai decade poi questo castello? Ma probabilmente sono cambiate le vie commerciali, hanno smesso di ritenere importante questa strada, si sono spostati più a sud, Spilimbergo probabilmente, Valvasone, i due guadi erano più a sud e hanno sfruttato meglio sul tagliamento le vie che erano più in basso. Allora, l'associazione Arco 2000 diciamo che si occupa prettamente di archeologia, è nata diciamo da un'unione fra ragazzi che allora erano appassionati di archeologia e dal 1973 nel mio caso con la scoperta di una necropoli romana del I-II secolo d.C. alle Stanze in via dei Tigli. Necropoli che abbiamo nuovamente ripreso come scavi nel 2014, quindi un bel po' di tempo dopo, perché volevamo indagare l'area che era rimasta non scavata e abbiamo portato alla luce 12 tombe con i vari corredi e tutto questo materiale ora è in soprintendenza a Trieste. Poi speriamo che ritornino al nostro antiquario in Villa Sevorgnan.